Siamo in quartiere San Michele, precisamente nel Parco Paolo Gheno, un parco inaugurato solo un paio d'anni fa. Ebbene, non ci sono bambini, anche perché l'unico gioco che potrebbero fare qui con quest'erba così alta è giocare a nascondino. Torniamo a parlare del verde pubblico in città facendo un tour nei parchi di Bassano. Eh già, perché dopo il coro unanime dei comitati di quartiere che compatti avevano sollevato il problema della cura del verde con il comune, adesso da via Matteotti considerano tutto risolto. Come? Semplice, affidando a un servizio esterno la cura del verde in quei quartieri che non hanno sottoscritto la convenzione con il comune. E allora dov'è il guadagno, o meglio il risparmio? Se lo chiedono in molti, soprattutto chi vede giornalmente una Bassano dalle due facce, come avviene ad esempio a San Fortunato. Noi siamo fortunati ovviamente perché siamo di San Fortunato. No, per noi è importante avere il parco curato perché avendo i bambini, per noi comunque è una zona, un punto di riferimento e ci riteniamo fortunati vista anche la situazione degli altri parchi che ci sono a Bassano. Eh sì, perché oltre all'incuria in cui versa quello di San Michele, ci sono altre aree in pessimo stato. Anche in zona San Vito, lo vedete, la situazione non è di certo migliore, solamente che qui, se si è stanchi magari di giocare a nascondino tra l'erba alta, diventa complicato anche trovare posto sulle panchine. A Marchesane sicuramente hanno conosciuto giorni migliori i residenti del posto per quello che riguarda lo stato in cui versa il parco, anche se tutto sommato qui la situazione è ancora accettabile. Non bocciato ma rimandato a settembre, anzi si spera molto prima, anche questo parco ad Angarano e questo in quartiere San Marco. In molti altri l'erba è curata in parte ancora dai volontari che a loro rischio si prodigano per il decoro urbano. Nel frattempo resta ancora bloccata nell'ufficio tecnico del comune la matassa di convenzioni con quei quartieri che si sono assunti l'onere di curare il verde, provando a non restare al verde, visto che per rispettare quanto prevede la convenzione comunale si dovranno praticamente dotare di consulenti e commercialisti.